lo batte Zoglia dall'out di sinistra, si riversa in area la squadra di maglia blu. Miot, Romano tenta la conclusione ed è un gol spettacolare quello del giocatore con la maglia numero 15. Ha controllato la rimessa laterale e con una mezza rovesciata spettacolare è andato a insaccare il pallone sul secondo palo, il palo di sinistra della porta, difesa da Dagnolo, che non ha potuto assolutamente nulla, e quindi cambia il parziale. Dopo 10 minuti e 30 secondi di gioco, Obsbirstroh che raggiunge il pareggio 1-1 contro il Bar Bellini.